If I had the words, I'd ask you to save me from myself. I need some help, I need you to take me, I need you to take me higher. All my life, I've been praying, I've been waiting for a sign, chasing heaven but I'm never satisfied. Premio alle maestranze della Lux con le quali ho lavorato da anni. Sono veramente contenta in questo contesto di ricevere questo premio. Questo premio per me è molto importante. Le maestranze e il cinema, secondo me. Loro sono il tutto per il cinema, per la televisione. Senza di loro che facciamo? Fa molto piacere perché mi sento un artigiano del cinema anch'io, che ho sempre immaginato che il cinema è così. Sono molto contenta stasera di riceverlo, insomma, anche questo premio. Buonasera da Sabina Stilo e bentrovati alla 13ª edizione della Pellicola d'Oro, il premio assegnato alle maestranze del cinema e della fiction. Quest'anno, come potete vedere, la location è cambiata, ci troviamo appunto nell'iconica strada di Via Veneto, Porta Vinciana ci fa da cornice. Questa è una scelta precisa dell'organizzatore Enzo De Camillis, sostenuta dal Comune di Roma, dagli addetti ai lavori, per contribuire in qualche modo, ecco, a rivalorizzare dal punto di vista artistico Via Veneto. Perché no? Magari sognare di farla tornare ad essere la Hollywood sul Tevere. Allora, iniziamo con i ringraziamenti. Il primo chiaramente alla banda che ha aperto questa serata con l'inno di Mameli. Grazie alla banda musicale Marina Militare.
E vorrei ringraziare chi sostiene il premio. Un grazie particolare al Comune di Roma, al Sindaco Roberto Gualtieri, all'Assessore ai Grandi Eventi Alessandro Onorato, alla presenza dell'Assessore alla Cultura Miguel Godor, al Presidente della Commissione Turismo, Moda e Relazioni Internazionali Mariano Angelucci, Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati Federico Mollicone, Assessore alla Cultura della Regione Lazio Simona Baldassare, loro collaboratori per ovviamente la realizzazione di questa serata via Veneto. Ringraziamo anche il MIC, Ministero della Cultura, DG Cinema, che ci sostiene da sempre, Roma Lazio Film Commission, l'adesione dell'ANICA, dell'APA, Regione Lazio, Fitel che ci segue dalla nascita, Panalight, Società Macomoco, Flaminia, l'Eurotrasporti, Società Ferrone. Ho cercato di essere velocissima. E poi un grazie particolare alla dottoressa Elisabetta Calò, Presidente dell'Associazione Via Veneto, il Vicepresidente l'Avvocato Giovanna Silvaggi, Direttrice Artistica Sabrina Corbo di Allegrio, che con passione hanno collaborato alla realizzazione di questo evento. Un saluto al nostro direttore Enzo De Camillis, che invito qui sul palco, che sottolinea con questo premio l'importanza dei mestieri, dell'artigianato, del nostro cinema, lanciando anche un SOS, no, alle istituzioni. Non abbiamo, ecco il microfono è lì, più giovani che si avvicinano a questi lavori artigianali. E allora, caro Enzo, nonostante la pioggia, nonostante le mille difficoltà che ci sono riusciti quando si realizza appunto un progetto di questo tipo, ci siamo riusciti. Ti sta rilassando adesso? Ancora no, forse domani mattina. Vediamo. Comunque grazie ai presenti. Io usualmente non salgo sul palco come gli amici sanno, però in questo caso specifico ci tengo a sottolineare e a ringraziare lo Stato Maggiore della Marina, che sono 10 anni che lavora con noi. Sì. E quindi un grazie particolare ai loro maestri, al loro come posso dire, adesione alla pellicola d'oro, e in questo caso il nostro direttivo vuole ringraziare e premiare lo Stato Maggiore con un nostro riconoscimento della pellicola d'oro, e invito il maestro Barbacarlo a ritirarlo. Grazie. Ecco, invitiamolo sul palco, grazie. Con questa sorpresa, con la marcia della Marina Militare, ha visto? Buonasera a tutti, a nome ovviamente dello Stato Maggiore della Marina Militare, e permettetemi a nome della banda musicale della Marina Militare, istituzione all'interno dell'istituzione. Io devo ringraziare Enzo De Camillis perché stasera noi della Marina, che normalmente abbiamo il mare, no? come sfondo, no? È una serata meravigliosa, sei riuscito a pagare anche il tempo, perché ovviamente questa serata meritava uno scenario del genere, fantastico. Hai detto bene, collaboriamo da tanti anni, è un piacere, un onore, e io ti ringrazio per questo premio che voglio condividere con i miei musicisti, se vi girate, e con tutto il comando della banda della Marina Militare. Grazie mille e in bocca al lupo sempre per tutta l'attività del cinema, ma soprattutto per chi poi permette agli attori di poter esprimersi al meglio. Grazie Enzo. Grazie maestro. Grazie a voi. Iniziamo Enzo? Prego. Ok, e allora iniziamo con le premiazioni, iniziamo con il miglior tecnico di effetti speciali. Chiedo di raggiungermi sul palco il presidente Fitel Giuseppe Spadaro. Federazione Italiana Tempo Libero, che ricordo ha come scopo la valorizzazione delle esperienze associative dei circoli ricreativi aziendali dei lavoratori, di tanti altri enti, associazioni che abbiano proprio come finalità la promozione delle attività del tempo libero. Grazie, buonasera, ben trovato. Lei dà il via alle premiazioni. Ben trovato. Che onore, grazie. Sì, una battuta veloce. Sì. Velocissimo, sì. Questo è un sogno che per tanti di noi si realizza, quindi lo ripeteremo in tanti questa sera. Sicuramente la Fitel è stata vicinissima a questo premio fin dalla nascita. Da sempre. La Fitel è un'organizzazione, una grande rete associativa nazionale, fondata da CGIL Gisle Will tanti anni fa, per dare voce ai lavoratori che hanno bisogno anche loro
di avere l'opportunità di potersi esprimere in queste situazioni. Per cui noi siamo contentissimi. Dare il primo premio è qualcosa ancora di molto emozionante. È emozionato. Non mi aspettavo di essere il meraviglia. primo, non ero ancora preparato. E allora Quindi, facciamo vabbè. una cosa, intanto lei si riprende, io comincio Adesso mi sono ripreso. benissimo, comincio a elencare la cinquina della sezione cinema. Chiara Fieriani, I Viaggiatori. Franco Sabelli, Diabolic Ginko all'attacco, Elio Terribili, Mio nome è Vendetta, Andrea Colagrossi, Ti mangio il cuore, Roberto Ricci, Brado. Terna per la sezione fiction, Maurizio Corridori, Sopravvissuti, Renato Agostini, Esterno Notte, Paolo Ricci, Nero a metà 2. Allora invito Michela, che saluto, Michela mi farà compagnia durante la serata, attenzione a consegnare la busta. A dottor Spadaro, prego, questo per quanto riguarda il cinema. Apriamo. Questa è una cosa che dobbiamo fare. Quando si vede fare è più semplice, quando lo si fa è un po' più complicato. Prego. Leggo tutto. Sì. Miglior tecnico di effetti speciali, la pellicola d'oro 2023 Cinema a Roberto Ricci per il film Brado di Kim Ross Stewart, prodotto da Palomar Vision Distribution, Sky, Amazon Prime Video. E allora invitiamo sul palco Roberto Ricci. Ci hai rovinato la vita, lo capisci? Io a te t'ho fatto da padre e da madre. T'ho fatto da padre e da madre a te. Vai! Mi dispiace se ho fatto passare l'infanzia fuori dal comune, ma è tutto quello che sono riuscito a fare. Eccoci che arriva Roberto Ricci. Quest'anno il percorso è un pochino più lungo per arrivare sul palco. Attenzione, scusate, perché con il collarino non si riesce a gestire la voce. Ben trovato e complimenti. Ecco il primo premiato. Prego. Buonasera a tutti. La consegna del premio. Sono il primo premiato, Non è mica tutti i giorni che lo faccio. Comunque grazie, ringrazio tutti. Chiaramente lo dedico a mia moglie perché mi supporta, mi supporta. E anche volevo dedicarlo a un amico che non c'è più, Francesco Nuti, che sarete tutti d'accordo. Comunque grazie. Grazie a lei. Allora, il premio lo tiene, il microfono me lo... E allora... Devo dare la mano che non ce la siamo nemmeno. È stato veramente un piacere, grazie. Bene, grazie Roberto Ricci. Adesso prendiamo la busta per quanto riguarda la sezione fiction. Prego. Mano a mano ci prendiamo la mano. Però poi quando ci prende la mano è terminato, è finito, quindi prego. Miglior tecnico di effetti speciali, la pellicola d'oro 2023 Fiction, Maurizio Corridori per la serie Sopravvissuti di Carmine Elia, prodotto da Rai Fiction, ZDF, Friends Television, Rodeo Drive. Maurizio Corridori. Eravamo sicuri che i soccorsi sarebbero arrivati subito. Poi abbiamo perso le speranze. La tempesta è stata tremenda. Tutti voi morti. Se li è presi in mare. Maurizio Corridori, prego, sul palco sta arrivando, ecco, da quella parte, eccoci qua. Allora, accogliamolo con un applauso, premiazione per la fiction Sopravvissuti di Carmine Elia. E adesso la consegna della targa. Ben trovato, Maurizio. Grazie mille. Beh, ci ritroviamo ogni anno, Bene, grazie. Bene, grazie. Voglio fare un piccolo ringraziamento. Ma certo, allora se può gentilmente dare il microfono. Si è chiusa. No, volevo ringraziare per questo progetto tutti i miei collaboratori che, essendo stato insomma un lavoro abbastanza importante per me, grande a livello di effetti speciali,
e tutti i miei assistenti, capi reparto di preparazione, caporiparti di set che mi aiutano sempre a realizzare questi film, ecco, devono essere ringraziati sicuramente questa sera. Certo. Grazie a tutti, grazie Franco, grazie Gabriel e tutto il team di SFX. Grazie Ciao. al lavoro straordinario che portate Grazie. avanti. Grazie, ciao Maurizio. Io la saluto, dobbiamo proseguire, è stato un piacere, questo lo tengo io. E adesso, grazie, allora proseguiamo. Il tempo di voltare pagina. Miglior capo elettricista 2023. Invito il responsabile degli stabilimenti Studios ex De Paulis, Daniele Taddei, a raggiungermi sul palco per la premiazione. Pensate, era un po' di storia, il 1938, quando l'imprenditore Angelo De Paulis incaricò l'architetto scenografo Antonio Valente di ricavare appunto dei teatri di posa dai due capannoni dalla palazzina degli uffici di una fabbrica d'acciaio. Poi arrivò la seconda guerra mondiale e insomma dal 1947 inizia la storia. Salve. Buonasera. Onorato di essere qui, tra l'altro a Largo Federico Fellini. Fellini sì. ha fatto il suo primo film, Lo Sceicco Bianco, con Alberto Sordi, proprio negli studi De Paulis che gestisco. Bene. E anche i sopravvissuti l'hanno fatto negli studios che gestisco, quindi sono onorato. Insomma, come ho detto, dal 1947 è Sì, una realmente storia la storia è anche precedente, perché è stata bombardata nel 1944 dalla Royal Air Force. E già era attivo come stabilimento, ma si stava preparando la parte scenografica e poi fu bombardato. Che meraviglia. E allora, vogliamo consegnare la busta? Intanto elenco la cinquina della sezione cinema, un attimo solo prima di aprirla. Giuseppe Meloni, Era ora, Antonio La Barbera, Gli idoli delle donne, Francesco Galli, Siccità, Mauro Pescetelli, Il mio nome è Vendetta, Virginio Palone, America Latina. La terna per la sezione fiction, Maurizio Matania, L'amica geniale, Valerio Gorga, Vincenzo Malinconico, Maurizio De Paul, The Bad Guy. Per il miglior capo elettricista, la pellicola d'oro 2023, cinema, Mauro Pescetelli per il film Il mio nome è Vendetta di Cosimo Gomez, prodotto da Colorado Film. Mamma! Prima di conoscere tua madre, facevo un'altra vita. Ero un'altra persona. Non una bella persona. Ben trovato, prego. Una battuta? Sì, veloce, Sì. volevo ringraziare i componenti della mia squadra, perché da soli questo lavoro non si arriva da nessuna parte, e dedicarlo a Francesca, la metà della mia vita. Ma che belle tutte queste dediche alle mogli, complimenti. Grazie, buon lavoro. E adesso per la fiction consegniamo la busta. Ricordo Amica geniale, Vincenzo Malinconico, The Bad Guy, Matania, Gorga, De Paul. Vediamo un po' chi riceverà questo premio di questa edizione, 13ª edizione. Per il miglior capo elettricista, la pellicola d'oro 2023, fiction, Maurizio De Paul, per la serie The Bad Guy di Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi, prodotto da Amazon Studios e Indigo Film. 200 omicidi, 28 ergastoli. Questo signore è libero o c'ha culo? Oppure c'è qualcuno che l'aiuta? Lei è una bella testa di cazzo. Facci il possibile, signor Ministro. Ed eccoci che ci sta raggiungendo Maurizio De Paul. Il problema di questa bellissima, veramente da qui è Piazza tutto uno Barberini. spettacolo incredibile, bellissima passerella, e che nel frattempo si incontrano anche degli amici, no? Che ti fermano, ti salutano. Non bloccate i premiati, dopo li saluterete. Eccoci Maurizio, ben trovato, buonasera, prego. Prego. Grazie, che dire, ringrazio tutti i miei collaboratori per questo lavoro che abbiamo fatto, comunque bellissimo, e niente, poi è un piacere tutte le volte venire per salutare tanti colleghi che non vedi mai. È vero. Tutto qua. E vabbè, La moglie non la complimenti. saluta? La moglie si allontana, sì, comunque la saluto stasera dopo. Va bene, grazie. A tutti. Complimenti.
Grazie anche a Daniele Taddei, prego. Miglior direttore di produzione, invito il regista Cosimo Gomez a raggiungermi sul palco. Regista del film Il mio nome è Vendetta, abbiamo visto poc'anzi una clip. Intanto inizio ad elencare la cinquina della sezione cinema: Marco Milani, L'immensità, Matteo Leurini, Bla Bla Baby, Elda Baldi, Era ora, Damiano Scotti, Brado, Massimiliano Pisecchi, C'era una volta il crimine, la terna per la sezione fiction: Neri Migani, Romulus, Paola Vargas, Christian, Fabio, Carla, Bang Bang Baby. Benvenuto Gomez, piacere. Allora, ecco che arriva la busta, così la apriamo per quanto riguarda la sezione cinema. Prego. Allora, miglior direttore di produzione, la pellicola d'oro 2023 cinema, Matteo Leurini per il film Bla Bla Baby di Fausto Brizzi. Matteo Leurini. Un piccolo lotto di omogenizzati potrebbe essere stato contaminato da agenti esterni. Ehi Coso, mi passi il biberon per favore? Oh, dico a te Luca, mi prendi in braccio? Tutto uguali voi femmine. Ma non le senti le voci? Parliamo, è normale. Ho un superpotere. Capirai che superpotere. Bellissimo, Matteo, ben trovato, bene, piacere di rivederti soprattutto con il premio in mano. Un onore essere qui, ringrazio sicuramente tutto il reparto di produzione del film, Fausto Brizzi e Gianluca Leurini e Roberto Leone, che sicuramente senza di loro oggi non so se sarei qui, quindi grazie. Complimenti Matteo, buon lavoro, buon tutto. E adesso invece, vieni Michela, vediamo per la fiction a chi andrà. Sì, miglior direttore di produzione. Miglior direttore di produzione, la pellicola d'oro 2023 fiction, Paola Vargas per la serie Christian di Stefano Lodovichi e Roberto Sacucci. Devi fare un lavoro per me. Lo zingaro è negro, se ne va a mandare. È permesso? No, io non vado via. Io ti capisco, stavi in Congo. Io stavo a Vicenza. Stiamo a sentire. Da quante settimane stai così? Che settimane? Ieri? Sanguinato, sono svenuto. Paola Vargas è il miglior direttore di produzione per la fiction. Complimenti. Grazie mille, sono emozionata. Naturalmente anch'io ringrazio tutti i collaboratori e dedico questo premio a mia figlia che ha sopportato con maturità le mie assenze e i miei impegni di lavoro. Grazie ancora. Grazie, complimenti. Multitasking, grazie, perfetto, buon lavoro. E allora, adesso ci concediamo una pausa musicale. Il primo brano che andremo ad ascoltare, il maestro Antonio Barbagallo dirige e dedica questo brano della serata al maestro Ennio Morricone, Metti una sera a cena, il film diretto nel 1969 da Giuseppe Patroni Griffi. Dovrebbe esserci anche una esibizione, vocale, canta Monica De Propris.
Complimenti, complimenti, grazie maestro Antonio Barbagallo e grazie anche a Monica De Propris, complimenti. Metti una sera a cena. Grazie. E adesso siamo al primo momento, ecco. Benissimo, primo momento di premiazione per l'attività artistica della serata. Chiamo sul palco l'assessore ai grandi eventi del Comune di Roma, Alessandro Onorato. Prego. Benvenuto, benvenuto. Ha visto quanta partecipazione, assessore? Benvenuto, piacere. Questa bellissima serata. Beh, non male, direi che la via si presta. Da qui è un altro effetto. Assolutamente. E allora, dobbiamo appunto premiare per l'attività artistica e il premio quest'anno va ad uno dei volti più noti del mondo dello spettacolo italiano, grazie alla sua lunga carriera che l'ha vista alternarsi tra il grande schermo, le serie televisive, gli spettacoli teatrali. Voglio ricordare solo alcuni dei suoi passaggi della lunga carriera artistica, iniziando dal debutto 1984 nel film Claretta di Pasquale Squitieri, poi l'anno successivo TV Naso di cane e poi ancora con Bruno Bozzetto, con Carlo Verdone, in televisione Un cane sciolto di Giorgio Capitani, Il bello delle donne, insomma potrei proseguire, ho fatto un po' un salto nei diversi anni, però ecco, non solo cinema e televisione, anche teatro, Se il tempo fosse un gambero con Enrico Montesano. E allora chiamiamola sul palco, Nancy Brilli. È lunga Nancy. Grande protagonista, un volto amatissimo, meravigliosa. Ciao Nancy, ben trovata. Ben trovata. Sei una bomba. Ah, meno male, che poi detto da una donna. Buonasera, grazie di averci accompagnato con questo applauso, grazie molte. E allora Nancy, quanti premi? Quanti premi? Questo sembra pesantissimo, posso? È bello, no, guarda dai, che bello, dai. guarda questa realizzazione, veramente bello. Sei contenta? Bello. Sono molto contenta e se posso lo vorrei dedicare proprio alle maestranze che aiutano tantissimo il film e che tanti non conoscono, sono dei mestieri importantissimi. Un film non è l'opera di una persona, è un'opera corale, ma non corale degli attori e del regista, di un sacco di gente e questa gente viene premiata questa sera e sono molto contenta. È per voi e con voi. Grazie Nancy di essere stata qui con noi. Assessore, grazie. Le ridò il microfono. Ok, grazie. Bene, allora sì, non so ringraziamo se anche dire... Enzo, forse Enzo certo, Di Camissi, Enzo lo ringraziamo sempre. A proposito grazie... dei maestranze, tutti quelli che hanno contribuito alla riuscita di questa serata, io credo che l'iniziativa sia talmente intelligente, come diceva Nancy, dobbiamo ricordarlo perché talvolta quando si fa un grande evento qualcuno poi ci dice ma cosa porta alla città? Ecco, ricordare che c'è un'economia che vive di tante maestranze, di tante persone, oltre naturalmente gli attori, gli autori che sono poi il volto noto. La cultura, l'arte, la manifestazione tutto questo porta costituisce anche il tratto distintivo, posso dire, del talento del made in Italy italiano che forse dovremmo ricordarlo sempre più forte. E poi in Via Veneto ha un effetto maggiore. Bene. Esserne fieri. Siamo d'accordo. Grazie a Nancy Complimenti Brilli. a Nancy Brilli e un grande applauso a lei. Grazie. Prego Nancy, grazie anche all'assessore Alessandro Onorato. Allora, proseguiamo con la premiazione per il miglior capo macchinista. Chiamiamo il produttore della Palomar, Carlo degli Esposti. La sua una lunga carriera, iniziata nel 1977, prima come organizzatore, poi produttore esecutivo. Ricordiamo anche il premio come miglior produzione Nastri d'Argento per il film Il giovane favoloso. Ben trovato! Grazie. Ben trovato, benvenuto. Grazie. E allora, leggo la cinquina per quanto riguarda il cinema e poi per la fiction. Fabio Albero, Siccità, Cristiano Biagioli, Cassamortari, Sandro Fabriani, Il filo invisibile, Luciano Mastropietro, Io sono l'abisso, Roberto Fucci, Brado.
Questa invece è la terna per la sezione fiction: Alessio Lampazzi, Le fate ignoranti, Marco Santarelli, Romulus, Flaviano Ricci, The Bad Guy. Prego, apriamo la busta per la sezione cinema. È l'umidità. È l'umidità. Per il miglior capomacchinista, la pellicola d'oro a Luciano Mastropietro per il film Io sono l'abisso di Donato Carrisi. Allora, sappiamo purtroppo che Luciano Mastropietro... Luciano non c'è più. E quindi... È stato un macchinista molto assiduo nella nostra società, nella Palomar, una colonna dai romanzi storici di Camilleri al Barlume, fino ad arrivare, insieme a tanti altri titoli, fino ad arrivare al film di Carrisi. È una mancanza molto grande che sentiamo tanto, e quando se ne va un ragazzo giovane e di una generazione di macchinisti che hanno insegnato il mestiere alle generazioni successive, è un grande dispiacere. Salutiamolo, facciamogli Lo salutiamo. E chiamiamo anche sul palco, sì, per ritirare il premio, i figli Martina e Marco. Io vorrei anche aggiungere che tutti hanno votato all'unanimità, c'è stata proprio una richiesta corale da parte di tutto il cinema per assegnare il premio a Luciano Mastropietro. E allora ci raggiunge una parte della sua famiglia per ritirare la pellicola d'oro 2023 come miglior capo macchinista per il cinema. Buonasera a Martina e Marco. Ciao. Buonasera. Ciao. Ecco a voi. Eccoci. Allora, volete dire qualcosa? Assolutamente, prego. Buonasera a tutti, volevamo ringraziare tutti coloro che hanno permesso al nostro padre di ottenere questo riconoscimento. So che dietro questo premio c'è molta stima e molto affetto, quindi tenevo a ringraziarvi a nome mio, Marco, a nome di mia sorella Martina, di mia madre Roberta e soprattutto a nome suo, il nostro padre che purtroppo non c'è più, Luciano Mastropietro. Grazie a tutti e buona serata. Complimenti perché vostro papà è stato veramente una persona molto amata, molto apprezzata, e un grande artigiano veramente. Complimenti. Prego. Allora, la busta per quanto riguarda la fiction, grazie. Prego. Ricordo Lampazzi, Santarelli e Ricci. Vediamo chi ritirerà questo premio quest'anno per miglior capomacchinista per la sezione fiction. Il miglior capomacchinista è Flaviano Ricci per la serie The Bad Guy, prodotto da Amazon e Indigo Film. 200 omicidi, 28 ergastoli. Questo signore è libero o c'ha culo? Oppure c'è qualcuno che l'aiuta? Lei è una bella testa di cazzo. Faccia il possibile, signor Ministro. Ed ecco che ci raggiunge Flaviano Ricci sul palco. Benvenuto e complimenti. Eccoci. Salve, ben trovato. Grazie. Buonasera a tutti, volevo ringraziare tutta la mia squadra e dedicare questo premio a mia moglie e mia figlia, Veronica e Alessandra. No, mi fa veramente piacere. Vabbè, il premio è chiaramente sempre dedicato a tutta la troupe, però mi fa molto piacere questo riconoscimento anche, no, alla famiglia, esatto, questa valorizzazione, questa importanza della moglie, delle figlie, dei figli.
È bello, no? Speriamo che non sia anche una discolpa per le tante assenze. Non prevalga. C'è anche, perché questo lavoro purtroppo è meraviglioso, ma ovviamente impegna tantissimo. Grazie di essere stato con noi. Il microfono va bene, lo consegnerà da quella parte. E allora proseguiamo. Miglior attore, vediamo chi si è comportato meglio di tutti, votato dalla Troupe 2023. Invito l'assessore alla cultura della Regione Lazio, Susanna Baldassarre. Ecco che arriva, ci raggiunge. Questa sera abbiamo qui presenti tutti coloro veramente che concorrono alla realizzazione di un film, non manca nessuno, eppure alcuni di questi mestieri, assessore, così creativi, buonasera, benvenuta, che aprono anche strade interessanti, degli sbocchi lavorativi diciamo molto importanti, rischiano di scomparire. Questo è un tema molto molto caro anche all'organizzatore della pellicola, Enzo De Camillis. Grazie innanzitutto per l'invito. Ma grazie a lei di aver accettato. Simona Baldassarre. Ah, mi scusi, e questo purtroppo è un errore, se la deve prendere con quel signore che ha la giacca bianca. No, comunque sono veramente contenta di essere qui, una manifestazione bellissima in una location d'eccezione che ci ricorda veramente che Roma è il cinema, non solo il cinema è Roma, anche Roma è il cinema. E questo fatto di ricordare le maestranze, quindi anche tutto l'indotto che c'è, tutto l'indotto che il cinema crea, ma anche le maestranze, come diceva lei, no? Prima, è una cosa importantissima. Voglio fare una metafora, come con il calcio. Cioè, il merito se lo prendono sempre gli attaccanti, però poi bisogna ricordare che ci sono i portieri, che ci sono i difensori, e quindi grazie a tutti coloro che lavorano, agli artigiani, a tutta la squadra che c'è e che tutti coloro che contribuiscono a tutto questo. Benissimo, allora elenco la cinquina e poi la terna. Sezione cinema: Fabrizio Gifuni, Esterno Notte, Saul Nanni, Brado, Marco Giallini, Il Principe di Roma, Alessandro Borchi di Henning San, Francesco Montanari, Ero in guerra ma non lo sapevo. La terna per la sezione fiction: Massimiliano Gallo, Vincenzo Malinconico, Luigi Locascio, The Bad Guy, Fabrizio Gifuni, Esterno Notte. Prego Michela. Apriamo la prima busta per la sezione cinema. Prego. Miglior attore votato dalla Troupe La Pellicola d'Oro 2023 Cinema, Fabrizio Gifuni, per il film Esterno Notte. Ripeto a tutti, stiamo uniti. Oggi è il tempo della responsabilità. Che il Signore sia con te. Non so se vuole proprio un saluto veloce. Un saluto veloce e un ringraziamento a tutte le maestranze, perché questo è un premio importantissimo per noi attori, proprio perché viene dalle persone con cui stiamo a contatto tutti i giorni e che guardano per primi in diretta il nostro lavoro, guardano non soltanto quello che facciamo, ma anche come stiamo su un set. E quindi sono molto felice di questo premio. Lo dedico a una persona meravigliosa dell'ultima troupe del set che ho frequentato fino a pochi giorni fa, dell'Amica Geniale, che si chiama Pasquale Russo. Era la persona che mi veniva a prendere tutti i giorni e mi riportava in albergo e che purtroppo non c'è più. Grazie Pasquale. Grazie, complimenti, grazie. Le chiedo solo il microfono, mi scusi. E allora apriamo la busta per quanto riguarda la sezione fiction. Ta-da! Miglior attore votato dalla Troupe La Pellicola d'Oro 2023 Fiction, Massimiliano Gallo, per la serie Vincenzo Malinconico di Alessandro Angelini. Quando tutti pensano che tu sia un perdente, io l'ho sempre capito che questo mestiere non fa per voi. sono troppo onesto. No, non è proprio cosa vostra. E la tua autostima è d'accordo con loro? Perché quando mi sento felice va sempre a finire che mi domando dove ho sbagliato? Non ti
ti resta che l'ironia. Avvocato Malinconico. No, sono John Wayne, ho parcheggiato il cavallo nel vivo. Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso. Che è un attore anche molto atletico, perché è arrivato con questa corsa. Un po' più avanti. Buonasera, grazie. Illuminiamoci di più. Buonasera. Che cosa dire? Che quando ritiriamo i premi diciamo sempre cose molto scontate, però questo è veramente un premio a cui, come diceva Fabrizio, gli attori tengono molto, perché quando ti arriva un complimento da uno delle maestranze, sai che ti arriva da una persona che sta sul set tutti i giorni e che vede centinaia di attori, e quindi quando loro ti dicono che la cosa funziona, li ha emozionati, questa cosa ti riempie di orgoglio, quindi vai a casa e lo racconti, dici, lo sai, mi hanno detto questa cosa. Quindi grazie di cuore, è un premio che terrò per me nel cuore e nella memoria. Grazie. Complimenti a Massimiliano Gallo e grazie a Simona Baldassarre, grazie onorevole, buon lavoro e buon proseguimento. Sì, benissimo. E adesso un secondo momento musicale, siete pronti? E allora un brano musicale, sempre il maestro Barbagallo che dirige, della banda della Marina Militare, questa volta è un omaggio a Nino Rota con Amarcord. Colonna sonora meravigliosa composta da Nino Rota, stesso titolo per il film capolavoro di Federico Fellini degli anni 70, ambientato a Rimini. E adesso andiamo alla premiazione per il miglior storyboard artist 2023. Invito il presidente della commissione grandi eventi, Mariano Angelucci. Prego. Storyboard, il disegno di queste inquadrature, no? Giusto Enzo? Che è una cosa importantissima, perché serve a un regista per visualizzare le scene prima di girare un film. Ben trovato, ben trovato. Buonasera a tutti e tutte. E allora, elenco la cinquina, miglior storyboard artist, Francesca Ferrara, Quel posto nel tempo, Pietro Scola di Mambro, scusate perché sono scritti in rosso e quindi con la luce non si legge molto bene, L'immensità, Marco Valerio Gallo, Il mio nome è Vendetta, Cristiano Donzelli, Esterno Notte, Alekos Diaco Dimitri, Diabolic Ginko all'attacco, poi Le Eterne,
Marco Letizia, Romulus, Giordano Saviotti, Sopravvissuti, Marco Valerio Gallo, Le fate ignoranti. E allora consegniamo. Grazie. Miglior storyboard artist, la pellicola d'oro 2023, Cristiano Donzelli per il film Esterno Notte di Marco Bellocchio. Le brigate rosse esistono e sono qui dentro e sono fuori e sono dappertutto. Cristiano Donzelli, film Esterno Notte, un film bellissimo, veramente complimenti anche in questo caso a tutta la troupe perché avete realizzato un capolavoro, eccoci, ben trovato. Questo è per voi. Buonasera a tutti, sono contentissimo di ricevere questo premio per un progetto così importante perché ho lavorato con un regista che è un cult per il nostro cinema italiano. Sì. Grazie alla giuria e anch'io dedico questo premio alla mia compagna Cinzia. Adesso a questo punto guai a chi non lo dedicherà alla propria moglie, si creeranno dei conflitti in famiglia. Infatti, assolutamente. Mi raccomando. E allora grazie e complimenti, grazie ancora. E allora apriamo anche la busta per la fiction. Miglior storyboard artist, la pellicola d'oro 2023 fiction, Marco Valerio Gallo per la serie Le fate ignoranti. Che cosa pensate di essere, degli angeli? Ma voi siete degli ignoranti, degli invadenti, dei superficiali. Marco Valerio Gallo, ecco che ci sta raggiungendo. Una curiosità, quanti bozzetti, li possiamo definire così, si realizzano, ecco, nel caso delle fate ignoranti? Beh, innanzitutto sono contento di questo premio, sarà contento anche Ferzan, ve l'assicuro. Sì. Per le fate ignoranti, c'erano delle scene, soprattutto le scene d'azione, devo dire, che erano un po' complicate, per cui in genere lo storyboard viene utilizzato per le scene dove ci sono effetti digitali, effetti speciali e per le scene d'azione. Sono molto contento, ripeto, ringrazio la giuria, ringrazio Enzo De Camilli. Scusate, c'ho il fiatone perché ho dovuto correre. Ma noi vi mettiamo alla prova perché vogliamo capire, no? E quindi volevo dire che questo premio comunque aiuta la nostra professione ad avere visibilità che ancora, insomma, non è ancora stata sdoganata, però piano piano ce la fa. Grazie a tutti. Complimenti e buon lavoro. Grazie a lei, grazie. E adesso un secondo premio per l'attività artistica. Io chiamo sul palco la direttrice di Roma Lazio Film Commission, Cristina Priarone. E voglio ricordare il lavoro delle Film Commission, utilissimo proprio per rendere il più agevole possibile la produzione, la messa in scena di un film. Pensiamo a tutta una serie, no, di autorizzazioni, permessi, trovare gli spazi, l'ospitalità, gli alberghi, insomma. Poi negli ultimi anni tutto è cambiato, si è sviluppato su tutto il territorio, anche tante sinergie tra varie regioni, insomma fate un grande lavoro. Grazie, buonasera a tutti. Sì, è un grande lavoro, le Film Commission creano le condizioni per attrarre produzioni, per aiutare quelle che ci sono, non solo le produzioni ma tutte le parti della filiera. Però quello che mi piacerebbe sottolineare è come le maestranze siano il tassello fondamentale di un sistema che a Roma, nel Lazio, è ormai solido, strutturato, con un grande sforzo di tutti e aiutato anche dalle risorse nazionali, ovviamente, dallo sforzo di associazioni e ministero. Ma le maestranze sono il punto fondamentale, apprezzate in tutto il mondo, e davvero Enzo De Camilli stasera
le celebra in una maniera che non avevamo forse mai visto prima. Da 13 Bravissimo. anni le celebra e sensibilizza su questo tema importantissimo. Allora presento l'ospite che ci sta raggiungendo sul palco. Debutta nel 1973, non ancora ventenne, come attrice protagonista in Storia di una monaca di clausura, diretto da Domenico Paolella, dove recita con Catherine Spack. Poi subito dopo recita nel film Appassionate, interpretato in coppia con Ornella Muti. Allora salto anche in questo caso perché i curriculum sono lunghissimi. Lavora per la radio nella trasmissione Il Mattiniere, poi ancora con tantissimi registi come Alberto Lattuada, Daviano Damiani, Franco Brusati, Giuliano Montaldo. Negli anni '80 prende, ecco, nel frattempo magari si avvicina, prende parte a numerosi film campioni d'incasso come Mia moglie è una strega, Mani di velluto, Inferno di Dario Argento, Borotalco, Nudo di donna, Davide di Donatello 1982, e quest'anno festeggia 50 anni di carriera. Un grande applauso per Eleonora Giorgi. Ben arrivata. Con la deformazione del cinema. Benvenuta, complimenti. Eccolo, Grazie, eccolo. Cari. Avviciniamoci Grazie. perché davanti è più illuminato. Ben trovati, grazie. In questi giorni, a 19 anni, 50 anni fa, debuttavo alla Safa Palatino nel mio primo film. In realtà avrei dovuto sostenere un esame d'ammissione all'Istituto Centrale del Restauro. Ma Tonino Cervi, figlio di Gino Cervi, cercava una protagonista per un suo film. Vide una mia foto pubblicitaria, non facevo la modella, una cosa fatta così, e mi cercò e mi offrì questo film. Perché ve lo racconto? Perché era un ruolo di protagonista. Così io mi trovai a esordire alla Safa Palatino con una troupe che arrivava dal set di Ludwig di Visconti ed era quella di Armando Nannuzzi. Vi prego, battiamo sì, le mani sì, perché sì. la storia del cinema. È vero. Quindi io ero completamente ignara della tecnica cinematografica e la troupe di Nannuzzi, macchinisti e elettricisti. Al primo ciak mi danno un primo piano in avvicinamento alla macchina da presa con uno stop preciso. Io parto e naturalmente mi ferma un segno sbagliato e naturalmente dico no stop e il capo macchinista mi si avvicina e mi fa: Ani, bisogna che sto segno lo vedi senza guardarlo. E io gli ho detto: ma vedere senza guardare? Dice: prova, vedrai che ci riesci. Ecco. E ci sono riuscita, ho imparato tutto da loro, ho imparato tutto della tecnica, perciò grazie a quelli di voi che ci sono qui, 50 anni, sarete i figli e i loro eredi. Beh, che belle parole, quanta riconoscenza e perché gratitudine. mi hanno insegnato tutto, Sì, giocavo così, perché avevo sì. 19 anni, ma mi insegnavano tutto loro. Complimenti, grazie. complimenti. Allora consegniamo il premio. Grazie infinite e alla prossima, chi lo sa. Complimenti, grazie, grazie. E adesso, allora, proseguiamo con il miglior attrezzista di scena. Voglio chiamare 3 operatori sindacali: Sabina Di Marco, Fabio Benigni e Roberto Corirossi. E giustamente il cinema, no, non è solo attori, registi, non è solo grandi star, oltre ai grandi protagonisti che vivono sotto i riflettori come è normale che sia. Il cinema comprende veramente una galassia di lavoratrici, lavoratori lontani dalla gloria, ecco, di cui si parla veramente poco, le maestranze. Noi stasera vogliamo ripeterlo, elogiarvi, festeggiarvi in continuazione. Benvenuti, benvenuti, mille. vi cedo il microfono. Grazie mille, grazie a tutte e a tutti. Noi siamo molto orgogliosi ovviamente di essere qui, CGIL, CISL e UIL, unitariamente insieme, per un lavoro straordinario che sta facendo De Camillis, perché è tutta la pellicola d'oro, perché ha posto al centro il lavoro e per noi ovviamente è estremamente importante. Si rende evidente la grande comunità che è il cinema e il lavoro di solidarietà che poi alla fine si sviluppa su un set nel momento in cui si produce un'opera.
E vorrei dire solo due piccolissime cose velocemente. Sì. La prima è che siamo in una fase molto complessa perché stiamo rinnovando tutti i contratti di lavoro e quindi auspichiamo che davvero tra un anno ci si possa rincontrare con i contratti rinnovati, perché sarebbe un salto in avanti straordinario per questo settore. E la seconda è che siamo di fronte a grandissimi cambiamenti per le professioni e non dobbiamo averne paura, perché i grandi cambiamenti che abbiamo di fronte, dalla digitalizzazione, l'intelligenza artificiale, sono qualcosa che possiamo governare e può essere di grande utilità. Bene. Ecco, io faccio questo grande augurio che tra un anno ci troveremo con i contratti rinnovati e con una qualità di buon sempre auspicio. maggiore. Allora, Esatto. ricordo la sezione cinema alla Cinquina: Claudio Stefani, Io sono l'abisso, Alessandro Mele, Ti mangio il cuore, Gianni Bardi, Il filo invisibile, Marco Aureli, Il principe di Roma, Roberto Benedetti, Brado. Invece per la sezione fiction, La Terna, Maurizio D'Achille, Noi, Michael dovrebbe essere Michael, Ceracchini, Cristian, Roberto Ricci, Monterossi. Allora, vediamo un po' a chi andrà il premio miglior attrezzista di scena. Grazie, io faccio leggere a lui che è il più giovane, così ci vede. Sì, anche con le luci non è neanche molto facile leggere. Allora, miglior attrezzista di scena, la pellicola d'oro 2023 Cinema, Claudio Stefani per il film Io sono l'abisso di Donato Carrisi, prodotto da Palomar. Non posso perderti. Ovunque andrai, ti basterà dipingere un'altra porta di verde. Stare lontano. E io verrò da te. Claudio Stefani, eccoci, che ci raggiunge per il film Io sono l'abisso di Donato Carrisi. Buonasera e complimenti. Grazie. Salve, salve. Ringrazio tutti perché è sempre un piacere ricevere un premio. Lo condivido con tutto il reparto di scenografia perché da soli si fa poco e lo dedico a Luciano Mastropietro perché è l'ultimo film che abbiamo fatto insieme. Grazie ancora. Grazie, grazie a Claudio Stefani, complimenti. Allora, adesso andiamo a vedere per la fiction. Prego. Miglior attrezzista di scena, la pellicola d'oro 2023, Fiction, Maurizio D'Achille, della serie Noi di Luca Ribuoli, prodotto da Cattleya, Rai Fiction, 27 Television. 1000 stelle vengono giù, 1000 stelle vengono giù. Cosa sei, cosa sei? Attraverso la mia vita, il mondo è solo un'idea. Non c'è un tu, un io, un loro, c'è un noi e siamo legati dall'amore. Allora, mi sembra di capire, il labiale ancora non arrivo a comprenderlo, però i segni, noi italiani con i gesti siamo bravissimi e quindi non è presente, avremo modo di consegnarlo. Benissimo, e di fargli i complimenti. Anche io volevo fare un saluto a tutta quanta la categoria e associarmi all'auspicio che faceva Sabina, perché oltre a premiare queste persone che questa sera sono qui a ricevere i premi, noi come organizzazione sindacale vorremmo fare un premio a tutta quanta la categoria, rinnovando il loro contratto di lavoro che manca da circa 23 anni. Quindi un augurio a tutti quanti per un prossimo contratto di lavoro che sia di soddisfazione per tutti quanti. Grazie. Grazie. Allora, questo prendiamo tutto noi, se mi aiutate. Ecco, grazie, arrivederci. Anzi, questo, ecco, vi chiedo la cortesia, grazie. E allora, miglior sartoria, cineteatrale e cinema. Invitiamo l'ospite il dottor Vito Maria Rosario D'Adamo del MIC, Ministero della Cultura.
a raggiungermi sul palco. Intanto leggo la cinquina, così acceleriamo. Tirelli, America Latina, Roca G, Russo Castello per Esterno Notte, Missoni, America Latina, Nori, Esterno Notte, Anna Mode, Il Principe di Roma. La terna della sezione Fiction, La Fabbrica del Costume, Diversi come due gocce d'acqua, Anna Mode Christian, La Bottega di Alice, Il Re. Allora, prendiamo la busta per quanto riguarda la Fiction come migliore sartoria cineteatrale. Benvenuto dottor D'Adamo, prego. Il premio, chiedo scusa, come miglior sartoria cineteatrale cinema, la pellicola d'oro 2023, va a Roca G di Russo Catello per il film Esterno Notte di Marco Bellocchio. Le brigate rosse esistono e sono qui dentro e sono fuori e sono dappertutto. Eccoci, pian pianino. E allora, nel frattempo che arriva appunto Roca G di Russo Castello, dottor D'Adamo, il mic chiaramente va avanti nel suo lavoro, nella sua mission. Certo, è un momento per il cinema italiano molto particolare, ma anche di buone prospettive. Sì. Abbiamo dei segnali molto incoraggianti di richieste di produzioni in Italia. Questo è importante, quindi c'è una che se una lo domanda. merita, anche se su un film sul quale io ho vissuto come giovane quella stagione, avrei molto da ridire. Vabbè. Non mi prendo misurare la pressione perché il mio cuore batte a 1000. Va bene, allora guardi, salutiamo solo la moglie. No. Ah. La moglie no. Saluto a tutti. Si rischia anche per dicendo ringrazio. una cosa del genere, me ne rendo conto. Saluto ai miei colleghi, figli o generi figli. Microfono vicino alla bocca. Siamo a carattere familiare. Tutto a carattere familiare, questo è un altro tema importante a proposito della formazione. Siamo una piccola realtà che compete con i grandi. Siamo orgogliosi per tutto. E vi portate a casa questo premio. E dedico questo premio al regista del mio documentario Il Principe delle Pezze, Alessandro Di Ronza. Benissimo, grazie, buon lavoro. E allora vediamo invece per la Fiction. Allora, sempre nella serie Miglior sartoria cineteatrale cinema, la pellicola d'oro, edizione 2023, La Bottega di Alice per la serie Il Re di Giuseppe Gagliardi. Devo sapere delle cose, quindi le serve una spia. Diciamo che ti conviene. Lei era molto amico del comandante. Amico è dire poco. Sei a pezzi, eh? Che dicono di noi ai servizi? Qua dentro c'è un sistema. Io devo scoprire come funziona. Meglio se mi dici subito quello che state combinando. Tanto la polizia ci arriva lo stesso. Però è meglio per tutti se ci arrivo prima io, credimi. Il Re di Giuseppe Gagliardi, La Bottega di Alice, miglior sartoria cineteatrale. Eccoci. Complimenti. Grazie. Bene. Grazie a tutti per questo riconoscimento e lo dedico a tutti i costumisti che hanno avuto fiducia nella nostra struttura. Grazie. Complimenti, grazie e buon lavoro. Volevo terminare per dire che è una stagione di grande interesse, c'è questa campagna che abbiamo lanciato per andare tutti quanti nel cinema a 3,50 €. Nel periodo abbiamo estivo. inaugurato una mostra dedicata a Gina Lollobrigida dove abbiamo messo bellissima. anche i capi che lei ha indossato durante Bella. le sue rappresentazioni cinematografiche. E si può dire che Roma con l'Italia è ormai un set a cielo aperto ed è molto richiesto. Ciò significa, anche avete letto sui giornali, che su Roma stanno arrivando grossi investitori per nuovi stabilimenti, oltre a quelli istituzionali. Bene. Le professioni come queste vanno salvaguardate perché non saranno travolte dal digitale, lo possiamo dire, e saranno addirittura protette. L'innovazione non troverà un limite
nella normazione che faremo a breve. Quindi non dobbiamo temere né intelligenza artificiale né altro, dobbiamo semplicemente mantenere quella che è la nostra creatività in questo settore. Sì, la creatività è difficile da sostituire con l'intelligenza artificiale, quella è umana, ma si deve, certo, assolutamente. Grazie anche per queste parole di incoraggiamento, grazie, arrivederci. E allora un altro momento musicale, sempre il maestro Antonio Barbagallo con la banda musicale Marina Militare, Nino Rota con 8 e mezzo, con questa colonna sonora, così diamo intanto il tempo ai musicisti, ai maestri d'orchestra di posizionarsi, che il maestro Rota, dicevo, sottolinea con la sua musica il processo proprio narrativo di Fellini che alterna momenti di flashback ad attimi di reali. Complimenti, 8 e mezzo di Nino Rota, colonna sonora del film del 1963, girato dal regista pluripremiato Federico Fellini, considerato uno dei capolavori di Fellini, una delle migliori pellicole cinematografiche di tutti i tempi, anche fonte di ispirazione per generazioni di registi. Allora, miglior attrice 2023, votata dalla troupe, chiamo la direttrice APA, Antonella Barbieri. APA, l'associazione dei produttori audiovisivi che sostiene la loro crescita industriale, la promozione internazionale. Tra l'altro è stato anche presentato un po' di tempo fa, qualche mese fa, il 4º rapporto molto interessante proprio a proposito di quello che dicevamo poc'anzi, no? Di questa crescita della domanda di serie, di film di finzione. Ben trovata. Grazie. Ben trovata. Allora, leggo la cinquina. Yuyu di Domenico, ero in guerra ma non lo sapevo. Miriam Leone, Diabolic, Ginko all'attacco. Margherita Bui, Esterno Notte. Giovanna Rei, Quel posto nel tempo. Elodie di Patrizzi, Ti mangio il cuore. Per la fiction, Serena Rossi, Mina Settembre. Claudia Pandolfi, The Bad Guy. Silvia D'Amico, Christian. Apriamo la busta per quanto riguarda questa premiazione per miglior attrice votata dalla troupe.
Difficile scegliere, tutti dei bei nomi, vediamo un po' chi va il premio. Migliore attrice votata dalla troupe, la pellicola d'oro 2023 Cinema, Margherita Bui, per il film Esterno Notte di Marco Bellocchio, prodotto da The Apartment, Kavak Film, Rai Fiction, Art France Cinema. Complimenti a Margherita Bui che non è presente, qui vediamo la clip. Io scrivo a voi, uomini delle Brigate Rosse, restituite alla libertà l'onorevole Aldo Moro. E appunto dicevo non è presente perché è impegnata in un altro set, per cui sicuramente le invieremo questo premio e le farà anche molto piacere conoscendola. E allora, vuole darmi l'altra busta così l'aiuto? Vediamo per la fiction. Miglior attrice votata dalla troupe, la pellicola d'oro 2023 Fiction, Silvia D'Amico, per il film, per la fiction Christian di Stefano Ordovichi e Roberto Sacucinardi, prodotto da Sky Studios, Lucky Red, New and Connect. È venuto uno da me, mi ha fatto un sacco di domande, voleva sapere di quella notte. Con una muori, con l'altra no. Se mi rispondi ti lascio quella buona. Ho passato la vita a dare la caccia agli impostori. Se ti spacci per santo, tendo a prenderla piuttosto male. Che bella soddisfazione. Grazie, bellissimo. No? Ecco. Sì, sono molto contenta, grazie mille. Grazie. E guarda, l'hanno dedicato tutti alla famiglia, moglie, fidanzati. Non ho qui questa sera, non c'è nessuno della mia famiglia, non lo saprà nessuno. Voglio dedicarlo alla mia famiglia acquisita, che è appunto la troupe. Volevo ricordare a tutti che le maestranze, nel nostro caso soprattutto, non sono quelle che apportano assolutamente un contributo artistico e tecnico, ma sono proprio le persone che in assoluto ci sono più vicino, perché per un attore in un momento di sconforto o di gioia avere l'abbraccio, lo sguardo, la battuta, non so, di un macchinista, elettricista, di una sarta è importantissimo, quindi grazie, questo premio hai definito è per bene la loro. famiglia acquisita, Sì. è proprio così. Bene, complimenti quindi a questa grande famiglia e complimenti a Silvia D'Amico, grazie. Grazie. Io anch'io mi associo ai ringraziamenti alle maestranze che con il loro preziosissimo lavoro consentono alla fiction, al cinema, all'audiovisivo italiano veramente di produrre opere sempre di grande qualità che, come anticipato, acquisiscono anche sempre maggior successo all'estero, quindi grazie veramente da parte anche di tutti i produttori. Bene, complimenti, buon lavoro. Miglior sarta di scena, invito l'avvocato dell'Anica Andrea Canali e intanto inizio, mentre si avvicina, a elencare la cinquina della sezione cinema. Gianna Di Folco, Il Principe di Roma, Aurelia Sartorio, Ti mangio il cuore, Sabrina Fabrizi, Il Cassa Mortari, Gianna Taddeo, Esterno Notte, Valentina Vocale, Altrimenti ci arrabbiamo. La terna per la sezione fiction, Gianna Taddeo, Esterno Notte, Tamara Ventrice, Le fate ignoranti, Melissa Anzellotti, Romulus. Mi scuso se sbaglio magari qualche accento, ma non vi conosco, quindi potrebbe capitare sulla vocale sbagliata. Benvenuto, Buonasera. avvocato. Buonasera. Allora, apriamo subito la busta per quanto riguarda la sezione cinema. Miglior sarta di scena, Gianna Di Folco, per il film Il Principe di Roma di Edoardo Falcone, prodotto da Lucky Red, Rai Cinema e Sky Italia. Ma che ve frega di diventare principe? Ma tu credi che io fossi innamorato di tua madre? Sì, però lui è anche brutto. Tua madre è morta che tu eri ancora piccola, evidentemente non te la ricordi bene. Ecco che sta arrivando pian Dipende da pianino. quale posizionamento si È ha. quello, in effetti è così. Però è bellissima, visto che effetto, che colpo d'occhio da questa posizione, avvocato. Beh, ma complimenti perché Enzo De Camillis, il patron, insomma, questa sera ci ha veramente meravigliato. Si è impegnato tanto il nostro Enzo, È bravo. una cosa fantastica bravo, in questa cornice a Veneto, complimenti. Eccoci, la premiata Gianna Di Folco per il film Il Principe di Roma. Complimenti, Grazie mille. Grazie.
Grazie a lei e buon Io lavoro. volevo farle i complimenti di cuore perché anche mia moglie è costumista, quindi so quanta passione, quanta fatica con le vostre maestrie riuscite a fare dei vestiti, delle realtà uniche. I vostri abiti sono veramente significativi, rimangono impressi nei cuori e nelle memorie di ognuno di noi. E come diceva Oscar Wilde, di tutte le cose inutili l'arte è la più necessaria, quindi grazie di cuore, signore. Complimenti. Allora, no, questo glielo lascio, lei deve rimanere con me perché dobbiamo consegnare invece la targa per la sezione fiction. Miglior salta di scena, Gianna Taddeo per il film Esterno Notte di Marco Bellocchio, prodotto da The Apartment, Cavac Film, Rai Fiction e Arte France Cinema. Io voglio urlare! Papà è ancora vivo! E allora non l'ha detto in apertura nel frattempo, che no, piano piano, non si preoccupi, nel frattempo non l'ha detto, posizioniamoci intanto un pochino più avanti. In apertura Enzo De Camillis, però dovevi anche ricordare alla fine della serata di salire tutti sul palco. Hai visto che sono brava anche a ricordare agli altri le cose, quindi magari se vi trattenete, ecco, sarebbe bello fare una grande foto finale con questa scenografia meravigliosa. Signora. Complimenti anche a lei. Grazie mille. Come tutti vorrei ringraziare anch'io qualcuno ed è mio marito. Grazie. E allora, grazie a Gianna Taddeo, grazie, intanto Grazie consegniamo, complimenti, buon lavoro ancora. Premio Giovani 2023, stiamo quasi arrivando alla conclusione, questa è una giuria composta dagli allievi della scuola Cine TV Rossellini e chiamo sul palco la professoressa Silvia Cifani. Scuola storica statale, ricordo, intitolata al regista Roberto Rossellini, e loro consegneranno 2 premi. Ecco, anche i ragazzi, dai che siete giovani, forti, accelerate il passo, ce la potete fare. Consegneranno 2 premi, quello per la migliore attrice e poi anche per il film. Quindi andiamo, sono molto curiosa di scoprire chi hanno scelto. Prego. Allora, professoressa, con un seguito di una piccola parte di alunni e di studenti. Ragazzi, benvenuti. Salve, professoressa. Noi siamo le 2 professoresse, Silvia Cifani, Gloriana Ecco, Giammartini. giovanissima, poteva sembrare una studentessa. Ciao E ragazzi. E allora, vogliamo leggere la motivazione? Come funziona? Che non abbiamo buste in questo caso. Prego, a voi il microfono. Allora. Non facciamo la conta, decidiamo chi lo Va fa. bene, lo va fai bene. tu. Che ti chiami? Andres. Piacere. Ok. Allora, abbiamo Metti scritto- il microfono però vicino, bene? Va bene. Allora, tutta la giuria ha scritto comunque la motivazione, che è Leggiamola. una storia poetica e affascinante che mette in scena l'amicizia che lega i protagonisti dall'infanzia all'età adulta. Un susseguirsi di immagini mozzafiato che alterna ambienti naturalistici e metropolitana in completa armonia. Una fotografia che trasporta lo spettatore nella pace dei monti della Valle d'Aosta al Nepal, nell'intimità dei protagonisti, trascinando in questo lungo viaggio passionale. Noi ragazzi della giuria abbiamo scelto questo film per come riesce a rendere partecipi la nostra sensibilità, per questa forte capacità di riempire il nostro animo di curiosità nello scoprire il significato profondo del film stesso, perso in un silenzio pieno di valori ed emozioni. E quindi il premio a chi va? Le 8 montagne. Fare il montanaro. Io non vado da nessuna parte. Guarda che c'è un mondo fuori da qui. Questo confine te lo sei inventato tu. Ok. Allora, l'organizzatore del film. Eccoci. Rocco, allora può darle il microfono gentilmente?
Rocco, mi scusi il cognome perché... Rocco Messere. Perfetto, Chiaramente Rocco ritiro Messere. questo premio a nome dei produttori e i distributori che ringraziano. È un riconoscimento che ci ha riempito di gioia e anche gratitudine. È stato un film molto complesso, un film corale. E ringraziamo va a tutte le persone che hanno partecipato al film, dal primo all'ultimo. Grazie. Bene, complimenti. Allora consegniamo. Grazie, ancora buon lavoro. Vogliamo chi legge la seconda motivazione per il premio successivo? Come attrice protagonista del film Quel posto nel tempo abbiamo Giovanna Rei per l'intensità e la sensibilità mostrate nell'interpretare Amelia, l'amata moglie del protagonista Mario, che lo accompagna nel suo viaggio nel tempo, reso tanto poetico quanto irrazionale dall'Alzheimer che lo affligge. Per combatterlo gli restano i ricordi in cui l'amore e i desideri creano un mondo parallelo, quel posto nel tempo dove ritrovarsi ed essere felici. E ci raggiunge, meravigliosa, Giovanna Rei. Ori ricordare, rivedere ciò che ricordi. Nella tua vita che hai deciso di lasciarti alle spalle, dai tuoi affetti. Il cinema è sorpresa e io sono doppiamente sorpresa perché ero candidata per un altro, cioè non credevo, ormai ho pensato vabbè è andata, ero contenta per la Bui che tra l'altro è tra le mie attrici preferite, quindi volevo soltanto aggiungere che è sorpresa, è sogno, il cinema e questa sera ci state facendo rivivere grazie a De Camillis un pezzo della Dolce Vita che poi è il mio periodo del cinema preferito. E cos'altro? È stato detto tutto, è difficile aggiungere altro. È vero che le maestranze sarebbe da ipocriti dire che fanno interamente il film, ma fanno il lavoro duro e sono quelli che arrivano per primi, che vanno via per primi e che lavorano quasi tutto l'anno e soprattutto sono famiglia. Ecco. Questo valore importante. Allora, i giovani ti hanno votato, ti hanno scelta, davvero. È bellissima anche questa cosa. È meravigliosa questa cosa. Sì, è bellissima. E anche la trovo. aggiungerei una cosa, Sì? io sono contenta di averlo vinto come attrice, però per me ha un valore in più perché mi sono prodigata tantissimo per questo film, in quanto è stato il mio primo passo nella produzione e mi auguro che sia un inizio e Certo, vedremo. noi lo auguriamo chiaramente. Grazie. Complimenti. Allora consegniamo il premio. Grazie. Ecco, questo, bene, e grazie, complimenti, buon lavoro, arrivederci. Allora, miglior operatore di macchina, invito sul palco la dottoressa Elisabetta Calò insieme all'avvocato Giovanna Salvitti e poi anche Benedetta Amici in rappresentanza della signora Allegrio. E quindi miglior operatore di macchina. Abbiamo giustamente ricordato, no, quel periodo, fu proprio il genio assoluto di Federico Fellini a immortalare per sempre quel preciso momento storico tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, i suoi personaggi, questa via che lì rappresentò nel suo capolavoro La Dolce Vita. Ben trovate, da sola. Ah no, nel frattempo saranno arrivando, ma va benissimo. Intanto elenco la cinquina della sezione cinema: Emiliano Fiore con Esterno Notte, Riccardo Filippini con Brado, Stefano Tria, Le Otto Montagne, Roberto Gentili, Il Principe di Roma, Andrea Grossi, America Latina. Terna per la sezione Fiction, Sebastiano Bazzini, The Bad Guy, Emiliano Fiore, Bang Bang Baby, Stefano Salemme, Le Fate Ignoranti. Allora, miglior operatore di macchina, pellicola d'oro 2023, Roberto Gentili, per il film Il Principe di Roma di Edoardo Falcone. Roma è piena di anime inquiete che vagano per le strade e si nascondono dentro i palazzi. Ma vammoli ammassata, va! Te e le anime dei giustiziati. Ma chi sei? Il mondo intero mi conosce come Giordano Bruno. Ma io per tu. E consegniamo il premio. Allora io Buonasera. prego.
una battutina. No, veloce, sì, veloce. io niente, volevo ringraziare un doveroso ringraziamento a Fabio Zamarion, che mi ha lasciato un'ampia libertà nella scelta delle inquadrature, e il regista che ha appoggiato anche lui stesso le mie scelte artistiche. Tutto qui. Bene, Grazie, complimenti. grazie. Certo, anzi io volevo ringraziarla perché so che lei ha abbracciato questo progetto di Enzi. Grazie di Enzo De Camillis, complimenti, insomma lei è stata molto accanto in questa Buonasera idea. a tutti, volevo ringraziare le istituzioni presenti che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto. E volevo ringraziare anche il dottor De Camillis che ha lavorato veramente incessantemente, e un ringraziamento anche alla art director Sabrina Corbo di Allegrio, e un ringraziamento all'avvocato Giovanna Silvaggi. Un arrivederci a tutti a Via Veneto, speriamo che questa prestissimo. sia la prima di altre iniziative, sì. perché veramente merita, e poi con una cornice come questa che è unica. È unica. Allora io nel frattempo, mentre lei parlava, ho aperto, l'ho fatto davanti a tutti, la busta per invece premiare la fiction. Allora lo leggo sempre io: miglior operatore di macchina, pellicola d'oro 2023, Sebastiano Bazzini, per la serie The Bad Guy di Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi. Colpevole. Siccome non potevo più essere un eroe, ho deciso di diventare quello in cui mi avevano trasformato. Il cattivo. Mi servono uomini e armi. Guarda! Eccoci, Sebastiano Bazzini, ben trovato, complimenti, miglior operatore di macchina. Grazie a tutti, grazie alla giuria. Mi unisco al ricordo di Luciano, a cui dedico il premio, e condivido il premio insieme alla squadra, al reparto operatori, insomma tutto il reparto. Grazie. Bene, grazie, buon lavoro a tutti. Grazie, arrivederci dottoressa. C'è un momento musicale, quindi un attimo.
E allora dicevamo, grazie, complimenti, miglior maestro d'armi, e allora ci ha raggiunto già, eccoci, Maria Pia Calzone, eccoci qua, ben trovata, ben trovata. Buonasera. E allora elenco la cinquina. Miglior maestro d'armi, Samuele Brancato, Esterno Notte, Ottaviano Dell'Acqua, Il Principe di Roma, Franco Maria Salomon, L'Immensità, Emiliano Novelli, Il mio nome è Vendetta, Diego Guerra, Le Otto Montagne. Per la fiction, Stefano Mioni, Macari, Emiliano Novelli, Bang Bang Baby, Marco Pancrazzi, Boris 4. Mi sono portata gli occhiali perché il signore mi ha detto è scritto piccolo piccolo. È in rosso, che insomma fa la differenza. Non me l'ha detto. È molto evidente. Prego, prego, prego. Questa? Ah no, ma era scritto grande. Allora, miglior maestro d'armi, stuntman, la pellicola d'oro 2023 cinema, Diego Guerra. Per il film Le Otto Montagne. Mi sono sentita molto a Sanremo, di Felix Van. Ciao Bruno. Ciao Pietro. Mi sembrava di essermi perso le cose più importanti. Volevo trasformarmi, evolvere, partire. Sono contento che hai trovato le tue parole. Buonasera, buonasera. Prego. Ah, non è Diego Guerra, ma è Buonasera a tutti. Agostino De Cesaris, ecco, perché so che Guerra è impegnato sul set. Guerra questa sera è impegnato su un set, avrei avuto Ecco, molto giusto, piacere giusto, di ce l'avevo ritirare scritto, mi questo dispiace premio che di mi è persona, sfuggito. Grazie. E ha mandato me per ringraziare tutti quanti da parte di Diego Guerra e della Top Stunt, che è il nostro team d'azione, quindi grazie a tutti. E complimenti. E adesso la busta invece per la fiction. Prego. Grazie. Adesso invece ho fatto la spiritosa che era scritto grande, magari adesso non lo vedo. Allora. Tutto può essere. Tutto può essere. No, no. Eccolo qua. Miglior maestro d'armi, stuntman, la pellicola d'oro 2023, fiction, Emiliano Novelli, per la serie Bang Bang Baby. La morte non fa ridere. La morte fa paura. Allora, Emiliano Novelli purtroppo non c'è stasera, dovrebbe ritirare Maurizio Corridori. Maurizio, se sei ecco, Che sprint, vai che Maurizio, sei proprio vai. un velocista, è il suo secondo mestiere, 100 metri. Allora, voglio vedere se quando salirai sul palco avrai il fiatone oppure no, e quella sarà una bella prova del 9 per capire, hai tempo tra i vari effetti speciali di dedicarti allo sport? Chissà. Ok, allora grazie Maurizio. Grazie a tutti. Emiliano ringrazia tutti, sta lavorando fuori e la prendo per lui e la porto Sì. a casa sti giorni. Grazie, Ciao ragazzi. grazie Maurizio. E grazie anche a Maria Pia Calzone, Grazie a grazie, te. buon lavoro. Buonasera. E allora, premio per l'attività artistica. Invito sul palco l'assessore alla cultura del Comune di Roma, Miguel Gotor, per consegnare questo premio. 81 film nel suo curriculum, dei quali 9 come regista. Ha vinto ben 32 biglietti d'oro del cinema italiano, riconoscimenti, ricordo, attribuiti annualmente alle pellicole che hanno ottenuto i migliori risultati. Ma sono tantissimi, numerosi premi importanti, significativi: Telegatto del 73, Davide Di Donatello 77, 2000 il Grand Prix della pubblicità, ma poi ancora 2009 Davide Di Donatello speciale per i 25 anni di ininterrotti successi del film di Natale, al suo attivo anche 8 serie TV, 9 spettacoli teatrali, è stato protagonista di 14 varietà. Prego, venga, mi raggiunga assessore Gotor, ben trovato, buonasera. E allora chiamiamo sul palco un grande protagonista, attore, comico, cantante, showman, regista, sceneggiatore, conduttore televisivo, Christian De Sica.
che ci sta raggiungendo, arriva. E allora, buonasera a tutti. Soddisfatto, Assessore, di questa serata? Molto, una vista bellissima e sono senza voce e sono poi particolarmente contento di premiare un grande attore come De Sica, sì. che ama tanto Roma e i romani. È proprio così, che ama tanto Roma, ama tanto il suo lavoro, ma come tutti del resto. Le racconto un aneddoto mentre arriva. Io ho avuto il grande piacere di esibirmi, era un programma che si chiamava 1000 lire al mese con Pippo Baudo e Giancarlo Magalli su Rai 1. Christian De Sica venne nostro ospite, io fui onorata di cantare insieme a lui in quell'occasione. Un grande applauso per Christian De Sica. Premi alla carriera di questa 13ª edizione della pellicola d'oro, consegnato dall'assessore alla cultura del Comune di Roma, Miguel Gotor. Christian De Sica. Ciao. Ben trovato. Beh, insomma, è stata una bella, fatto la corsa. Ho fatto una mangiata fantastica qui in un posto che si chiama Allegrio, ve lo consiglio, una pizza straordinaria. Beh, che dire, io sono contento di ricevere questo premio, questo l'avranno detto tutti, ma sono contento soprattutto che questo premio va alle nostre maestranze, quindi gli elettricisti, i macchinisti, i direttori di produzione e tutti quelli che fanno il cinema, perché senza di loro noi non saremmo niente. Quindi sono doppiamente contento di questo premio e di questa iniziativa. Io adesso sono tornato da 2 giorni da Ventotene, ho finito di fare un film insieme a Sabrina Ferilli, a Silvio Orlando, un sacco di attori, e devo dire che c'era una troupe anche inglese che ci invidiavano i nostri elettricisti e i nostri macchinisti, perché noi e tutte le maestranze siamo i più bravi del mondo, quindi questo premio è non meritato, è meritatissimo da voi. Abbiamo uno straordinario Made in Italy da valorizzare e sostenere. Complimenti a Christian De Sica. Grazie a voi, buone vacanze. Buone vacanze. Anche a Roma, io me le faccio a Roma comunque. Grazie. Arrivederci. E adesso proseguiamo con miglior capo costruttore. Mi raggiunge l'attrice Mita Medici, eccoci. E intanto elenco la cinquina della sezione cinema: Carlo Furlan, Diabolic, Gicco all'attacco, Corrado Corradi, Brado, Antonio Russo, Esterno Notte, Giacomo Celentano, Il Principe di Roma, Massimo Chessari, L'Immensità. La terna per la sezione fiction: Luigi Sergianni, Delitti del Barlume, Rossano Grasselli, Bang Bang Baby, Simona Balducci, The Bad Guy. E allora prendiamo la busta. Benvenuta Mita Medici. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Si sente un profumo di magnolie, è meraviglioso, sarà un effetto non solo delle speciale. magnolie, perché qui tra ristorantini e quant'altro arrivano tanti profumi. Io ho sentito quello di magnolie. Più romantica. Sì. Allora, vediamo se riusciamo. Sì, prego. Allora. Miglior capo costruttore, la pellicola d'oro 2023 Cinema a Massimo Chessari per il film L'Immensità di Emanuele Crialese. Ma è più importante quello che abbiamo dentro o quello che abbiamo fuori? Noi siamo ormai la terra e l'albero, non ti Miglior capo costruttore, eccoci, Massimo Chessari. Complimenti, tanti. Vuole ringraziare qualcuno? E ringraziamo. Però c'ho il fiatone. Allora, ringrazio ovviamente i miei collaboratori, Più vicino il al mio microfono. socio Giuseppe, Mm. dedico, e questo lo dedico veramente col cuore, il trofeo a mia mamma. Alla mamma, viva le mamme. Al grande papà che faceva il mio stesso Sì, lavoro, sì. adesso non c'è più, a mia moglie Marinella, Margherita, il mio cane e il mio gatto. È giusto, anche loro.
sono parte fondamentale della famiglia. Grazie e complimenti, complimenti. Allora, la busta per quanto riguarda invece la sezione fiction. Prego, Mita. Eccola. Oddio. Meglio prenderli che darli, come si dice. Allora. Dunque. Miglior capocostruttore, la pellicola d'oro 2023 fiction a Luigi Sergianni per la serie I delitti del Barlume di Eugenio Cappuccio, Rowan Johnson, Milena Cocozza. E qui invece la vittima chi è? Ti ho aspettato una vita. Adelaide. Ma allora te non lo puoi capire, questi sono criminali veri. Aiuto! Per me si tratta di un omicidio. Ragazzi, c'è un morto fresco. E che problema c'è? Vuoi che non ammazzano qualcun altro? A Pineto? E premiamo Luigi Sergianni che ci raggiunge I delitti del Barlume, miglior capo costruttore. Buonasera. Buonasera, benvenuto. Questo è il premio, meritatissimo. Prego. Lo dedico ai miei figli e tutti quelli che hanno collaborato con me. Questo sarà il sesto premio che prendo. Beh, ecco. Vuol dire che e se si li vede che merita. sta lavorando bene, che Certo. se lo merita. Grazie. Grazie. Grazie anche a Luigi Sergianni, grazie. Certo, grazie grazie Mita a te, do Medici. giù il microfono. Grazie. Arrivederci. Miglior creatore di effetti sonori, chiamo Commissione Cultura MIC l'avvocato Gianfranco Rinaldi a raggiungermi. Sono tante veramente le professioni, le avete viste, la serata è lunga, ma perché sono tante le maestranze, essenziali sempre nel funzionamento di un set per concludere un film. Insomma, senza di loro il film non arriverebbe a conclusione, quindi ruolo fondamentale. Elenco la cinquina della sezione cinema: Andrea Caucci, Altrimenti ci arrabbiamo, Franco Galliano, I viaggiatori, New Digital, Esterno notte, Thomas Giorgi, Le otto montagne, Gianluca Basili, La cena perfetta. Miglior creatore di effetti sonori per la sezione fiction, Simone Chiossi per Macari, Fabrizio Quadroli, Christian e Thomas Giorgi, The Bad Guy. E allora, ben trovato, avvocato. L'aiuto? Ok, perfetto. Miglior creatore di effetti microfono, sonori, scusi. la pellicola d'oro 2023 New Digital per il film Esterno notte di Marco Bellocchio. Che cosa c'è di folle nel non voler morire? Quanti riconoscimenti questa sera a questo film. Intanto ci raggiunge New Digital nella persona di magari al microfono, salve. Salve, Gianluca Basili. Gianluca Basili, eccoci. Ringrazio i miei collaboratori e collaboratrici, ringrazio Cristina che mi sopporta anche nelle mie mancanze, e mio padre che fa questo mestiere da 60 anni. Incredibile, grazie e buon lavoro. Questo mestiere che si trasferisce di generazione in generazione. E servirebbero per questi mestieri, adesso insomma soprattutto parliamo, no, per quanto riguarda i falegnami, capocostruttori, servirebbe veramente una scuola di formazione. Allora, miglior creatore di effetti sonori, fiction? Thomas Giorgi per la serie The Bad Guy. Il cattivo. Ci servono uomini e armi. Guarda! Mi sa tanto che il paradiso non fa per noi. Un uomo disperato è capace di tutto. Thomas Giorgi, The Bad Guy, eccoci, che ritira il premio, miglior creatore di effetti sonori. Complimenti anche a lei. Beh, grazie, lo condivido con Andrea Caucci e Marco Ciorba che hanno collaborato con me su questo progetto, e ci tengo anche, diciamo, a condividerlo con tutti i miei colleghi, la mia categoria. Giusto. Grazie.
Grazie, buona serata anche a lei. Grazie avvocato, grazie, prego. E allora, per sottolineare il nostro Made in Italy all'estero, chiamiamo il presidente del Museo Nazionale dell'Immigrazione Italiana all'estero, Paolo Masini. Dovrebbero esserci anche delle foto alle nostre spalle, un premio, eccoci, è già qui velocissimo, lei è stato velocissimo, un premio, un riconoscimento della pellicola d'oro a quei fotografi che con i loro scatti hanno raccontato il cinema degli anni d'oro di Via Veneto, ed è meraviglioso consegnarlo qui questa sera, che siamo proprio al largo Federico Fellini. E allora li chiamo io? Sì, no, in realtà è il lancio del premio che dal prossimo anno come Museo Nazionale dell'Immigrazione insieme a Rai Italia daremo appunto agli artigiani del cinema che sono all'estero, italiani ma che lavorano all'estero. Quante volte nei grandi colossal vediamo qualche cognome che c'è un po' familiare e noi li vogliamo premiare. Giusto. Però allora questo quindi è un qualcosa che accadrà un altro anno, ecco, lo scopro adesso e mi fa molto piacere, però dobbiamo darlo il premio ai fotografi, giusto? Assolutamente. Ok, allora chiamiamo Rino Barillari, Maurizio Riccardi e Marco Geppetti per ritirare questo premio. Tra i fotografi italiani, dove sono? Ecco che arrivano. The King. Ha ragione. E i figli di Carlo Riccardi e di Geppetti. Quante storie potrebbero raccontare? Tutto, la storia di Roma è qui, la storia di Roma e del cinema è qui. Ci si posizionava nei tavolini, no, per catturare delle immagini. Quelle, senti, la curva sud dell'Harris Bar. Ben arrivati e complimenti. Ciao ragazzi. Sempre l'inseparabile macchina. The King. Buonasera a tutti. Buonasera. C'ho un appuntamento all'Harris Bar. Allora sì. Spieghiamoci. Va bene, allora. Niente, cosa devo dirvi? I am paparazzo. Orgoglioso di questa professione. Nei miei tempi, anni 60, se tu chiamavi paparazzo un fotografo, beccavi una querela. Oggi sono tutti paparazzi, anche quello col telefonino, fantastico. E sono orgoglioso. La guerra è guerra. Tanto amati, tanto temuti, insomma c'è sempre questo rapporto conflittuale con i paparazzi. Geppetti, allora. Grazie. Io volevo dedicare questo premio ovviamente a mio padre, ma anche a quei ragazzi che hanno reso Roma meravigliosa proprio su questa via, che andavano avanti e indietro. Faccio un nome su tutti, che è quello di Tazio Secchiaroli, ma Pierluigi Pratullon, Franco Pinna, Elio Sorci, sono tantissimi e Rino ci rappresenta tutti quanti adesso, ma sono veramente tanti. La grande bellezza l'hanno creata loro, ricordatelo. Guardate che meravigliose queste immagini che intanto scorrono dietro, che sono immagini del 3. Maurizio, la prima pellicola d'oro senza Carletto. Sì. Anch'io ringrazio, sono grato per il premio a papà. C'è un altro fotografo che noi ce ne siamo scordati tanti, però Ivan Kroshenko era un altro che era qua per tanti anni. Se voi chiudete gli occhi vedete ancora i flash di quei fotografi che hanno illuminato questa strada, illuminato la dolce vita, illuminato i personaggi, e questa è l'unica strada che può ospitare un museo reale o virtuale sia del cinema che della fotografia. Devo dire grazie a Rino, perché quel flash su questa città e su Roma l'ha lasciato sempre acceso. Grazie Rino. Ragazzi, complimenti. Ricordatevi sono tutti pagati, non problema. Ragazzi, ricordatevi, questa è la cartolina di Roma. Sì. Riflettetevi, perché è importante. Via Veneto è l'orgoglio dell'Italia. Cerchiamo di fare qualche cosa, no? Grazie. Grazie. E allora, un brano musicale, maestro Antonio Barbagallo, omaggio ad Alberto Sordi. Adesso i brani che andremo ad ascoltare, realizzati da Marco Marzi, una fantasia di temi musicali che hanno accompagnato la carriera cinematografica di Alberto Sordi, composte dal celebre musicista Paolo Piccioni. Le melodie che ascolteremo, anzi andiamo a scoprirle insieme.
Grazie alla banda musicale della Marina Militare diretta dal maestro capitano di vascello Antonio Barbagallo, che ci ha letteralmente fatti tornare indietro di tanti anni, rivivendo insomma un po' tutti insieme tante emozioni legate a quel periodo. Siamo arrivati alla conclusione, allora chiamo sul palco per i ringraziamenti Enzo De Camillis. Enzo, ti aspettiamo tutti per applaudirti, per farti i complimenti. Hai realizzato anche quest'anno una serata super, straordinaria. Bravo. Io, come tu sai, salgo soltanto per salutare e ringraziare i nostri titoli di coda. Ci tengo, se ci sono i premiati e i premianti, se possono salire sul palco per fare una foto ricordo, questo ci fa molto piacere. Quindi non vi vedo qui con le luci, però vi vedo che ci siete, venite sul palco, ci facciamo questa foto. Niente, Facciamo una foto finale tutti insieme per ricordare. Nel frattempo io serata. Comunque saluto. Stanno arrivando, perfetto, sì. Questo mi fa piacere. Intanto saluto i nostri titoli di coda, le aziende che ci hanno aiutato e hanno collaborato a questo evento. Parliamo di Alberto, grazie Stefano, grazie a Emiliano Portone e Amato Mastro Giovanni per le riprese, ad Alberto Balsamini che già abbiamo detto poco fa. Ma sai, sono talmente tanti che mi perdo, vabbè. Lo stabilimento cinematografico Studios, Maurizio Riccardi, il nostro fotografo, Francesco Fusco, il nostro ufficio stampa, Paolo Masini, Erika, prego, Michela e il nostro vicepresidente Gianluca Leurini. Grazie Gianluca. Grazie a te. Sì, grazie. Dove mi metto? Qui, eccoci. Vicino Enzo, prego. Proprio, ragazzi, mi devo mettere accostato. Grazie e spero al prossimo anno. A presto. Grazie a tutti, ci ritroviamo il prossimo anno, grazie, buona estate a tutti e complimenti.